La costa tirrenica, uno dei posti più importanti e suggestivi per chi prova ad immergersi nella realtà della nostra storia. Ricordiamo i momenti storici della terra di Calabria, la Magna Grecia, i terreni dei Bruzzi e gli angoli di paradiso scolpiti dai Normanni. Quest'oggi continueremo il nostro viaggio all'interno di uno dei borghi più belli di Calabria, ripercorrendo alcuni momenti e parte di quegli avvenimenti che hanno reso grande questo posto. E benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Quest'oggi vi mostrerò qualcosa di particolare. Siamo sulla costa tirrenica cosentina e rimanete con noi. Varchiamo la porta d'accesso, una particolarità che Fiumefreddo può vantare. Qui gli appassionati del Medioevo possono ritrovare nei monumenti sparsi su questo magnifico territorio quell'area di storia che accomuna noi uomini amanti del passato. Ad accompagnare noi nella nostra passeggiata in questo importantissimo borgo, la gentilissima dottoressa Alessandra Porto, che ringrazio ancora una volta per la sua disponibilità e la sua professionalità nell'accompagnare noi nella storia di questo importantissimo centro. Allora, ci troviamo in realtà sul versante laterale della chiesa della matrice di Fiumefreddo Bruzio. È la chiesa che si trova all'ingresso del borgo, dove solitamente chi c'è stato la conosce già. C'è l'arco d'entrata e si trova subito il sagrato della chiesa. In realtà questa è la porta laterale. Dottoressa, da quello che abbiamo letto sulla porta, 1600, voglio dire, il periodo rimanda facilmente al barocco. La data del portale non è la data di edificazione della chiesa, ma è del rifacimento. Ah, quindi si presume che sia anteriore. Sì, è anteriore. Quello che distingue questa chiesa dalle altre è, come potete vedere, la presenza numerosa di pale lignee sugli altari laterali e sull'altare maggiore, e quindi io la definisco una piccola galleria d'arte. Troviamo tutta una collezione di scuola napoletana, questa corrente artistica che si sviluppa tra il 1600 e il 1700. Partirei da Giuseppe Pascaletti. Sì. Vediamo questa immagine della Madonna Addolorata che tiene il figlio morto, sì, e San Francesco Saverio e Santa Lucia sull'altro lato. Vediamo l'opera che è il miracolo di San Nicola da Bari, San Nicola nel centro sospeso su una nuvola, con la raffigurazione di due dei miracoli più famosi attribuiti al santo. Quest'opera è stata attribuita solo nel 1990 da Vittorio Sgarbi al Solimena. Prima si pensava fosse opera di Pascaletti, in realtà non era così. Dottoressa Porto, siamo finalmente giunti al castello. Un castello che, giustamente, la prima domanda che sorge non solo a me ma anche a chi ci ascolta da casa: quando fu edificato tutto questo? Allora, in realtà il castello si chiama il Castello della Valle, perché Lucrezia della Valle fu l'ultima feudataria ad abitarlo. Nasce come torre normanna, il borgo viene attribuito ai Normanni che edificano questa torre di controllo, ma il villaggio non era assolutamente urbanizzato. Ok.
una torre, intuiscono questa posizione strategica che guarda per chilometri e chilometri sul mare. Perdonatemi, anche qui c'è stato qualche scavo fatto che magari può far ricondurre a qualche villa, a qualche castrum romano, bizantino, prima dell'edificazione dei Normanni. Allora, in realtà sono stati fatti dei lavori, ma ci hanno restituito una storia successiva a quello che intendi tu. Sul territorio sono stati fatti degli scavi. Vabbè, che è un'altra sì, cosa. dove sono state rinvenute delle ville rustico-romane preimperiali. Sì. Ma riferite al castello, come vi dicevo, rimane una torre di controllo fino al 1200. Simone de Mamistri tenta un primo ampliamento, ma in realtà diventa una residenza, viene abbellita e ingrandita con gli spagnoli, siamo nel 1600. Dottoressa, allora qui ci troviamo su quello che possiamo presumere che sia stato un ponte elevatoio, una ricostruzione. Sì, come vedi stiamo camminando su questa roccia che è un'arenaria, tant'è vero che il basamento, questa parte, si possono vedere anche dei fossili marini in alcuni punti. Qui c'è il ponte elevatoio e come vedete lo attraverseremo, supereremo questo meraviglioso portale e se i nostri ascoltatori e se anche tu hai un buon occhio come dire fotografico, ti ricorderai il portale principale della chiesa matrice. Sì, sì. C'è un collegamento da qualche signore, perdonatemi, qualche signore locale, qualche... Sì, perché gran parte dell'ampliamento della chiesa matrice, molte donazioni anche di opere sono state fatte da una famiglia spagnola che ha ovviamente un legame stretto. Parlavi di scavi, in realtà questo castello ha subito due interventi diversi. Negli anni 90 fino al 95 ha subito un intervento di consolidamento di quello che vediamo in piedi. Sì. Delle pareti, hanno rinvenuto parti di sotterranei e negli anni 2000, nel primo decennio degli anni 2000 invece è stato fatto uno scavo archeologico su questa parte. Vediamo questi resti. Sì. Che insomma poi si protraggono anche dall'altra parte, vediamo questi fregi. Qui ad esempio possiamo immaginare un altro portale, era sicuramente l'accesso alle sale nobiliari che portava i signori alle sale nobiliari, perché vediamo queste altre scale, ma in realtà partono da giù, dalle segrete. Partono da giù. Sono, una domanda che penso che verrà spontanea non solo a me ma anche a chi ci ascolta da casa, che si farà. Cioè, vediamo un'apertura, un continuo e poi qua totalmente distrutto. Cioè, quindi che è successo? Allora, sì, sei un grande osservatore, mi devo ricredere. In realtà vediamo che oggi è un rudere il castello perché è caduto gran parte sotto l'artiglieria francese dell'esercito napoleonico. Quindi stiamo parlando nell'800. Sì. E precisamente a quell'altezza dove vediamo quelle case nuove che sono fuori le mura dal borgo. Diciamo fuori dalla città proprio, perché una volta questo qua era la città. Sì, c'era proprio una cinta muraria solo nel versante monte che chiudeva il borgo. Una particolarità proprio di Fiumefreddo, ho visto questa particolarità. Gli strapiombi laterali e fronte mare erano una difesa assolutamente importante, naturale. E dunque vi dicevo, da lì bombardarono e distrussero gran parte dell'ala ad est del castello. Questa parte dove ci troviamo è sempre stata un'aia aperta. Sì. E quindi l'accesso, come vi dicevo, alle stanze per i signori. Ok, dottoressa, mi perdoni, ma qua c'è un tramonto che è una cosa mai vista. Ma vieni con me che ti porto io. Ok. Ti devi fidare. Ok. Allora, adesso noi stiamo camminando ovviamente nei saloni diroccati
del castello, Sì. nella parte ovviamente nobiliare, Sì. le segrete. In questo momento siamo in inverno, Sì. in estate, nel periodo primaverile, vengono usati come insomma location di esposizioni, convegni. Sì. Ma noi soffermiamoci oggi con questa meravigliosa giornata. Vedi, abbiamo il borgo, gran parte del borgo che si vede. A nord vediamo il Dolce Dorme, no? Così, sì. Questa catena, l'Appennino, è praticamente la catena della Mula con le cime del Pollino. Sì. Nei giorni particolarmente tersi, soprattutto quando è proprio quel freddo di tramontana, è come se la costa si allungasse e vediamo fino a Capo Palinuro. Siamo praticamente nella parte iniziale del Cilento, sì. E a sud, tra qualche minuto li vedremo meglio, perché più tramonta meglio si scorgono, le isole Eolie. Dottoressa, quali famiglie importanti hanno abitato questo antico centro? Abbiamo diversi casati ancora esatto, oggi. Allora, facendo una passeggiata nel borgo, sì. Si possono scorgere numerosissimi palazzi nobiliari, sì, con ancora i portali lavorati, il blasone e gli stemmi di famiglia. Sì. Avevamo famiglie come i Del Buono, Zupi, la famiglia Zupi, insomma diversi sono stati i casati che hanno vissuto. Vedremo ad esempio Palazzo Gaudiosi. Sì. La famiglia Gaudiosi insomma è un casato che per tutto il Regno di Napoli era molto potente. Sì. Noi dobbiamo immaginare questo borgo, anche quando accompagno i nostri visitatori, sì, mi piace definire il villaggio, il borgo di Fiumefreddo, perché stiamo parlando di un borgo medievale. Sì. Insomma, che come lasciatemelo dire, conservato benissimo. Come sottolineavi tu, ecco, conservato molto molto bene. Nasce come il villaggio turistico estivo dei casati più potenti del Regno di Napoli. C'è un legame a filo doppio con il Regno di Napoli. Stiamo parlando sempre della dinastia dei Borboni, per fare un pochettino più chiaro. Bravo. Stiamo parlando di tema borbonico. Stiamo parlando di questo. E Isabella d'Alarcón, figlia di Ferdinando d'Alarcón, sposò Pietro González Mendoza e vissero in questo castello. Il viceré di Calabria, parliamo di una Calabria suddivisa in due macro aree, la Calabria Citra e Ultra. E la Calabria Ultra. Sì. Il viceré di Calabria, che è questa sorta di governatore regionale per la Calabria Citra, vive nel castello di Fiumefreddo. Allora adesso entriamo nel vivo, perché noi insomma abbiamo visto il castello, che dista 100 metri dal borgo vero e proprio, vedi? Basta camminare e guardarsi intorno. Questo è un meraviglioso portale. Continuiamo il nostro cammino all'interno, sì, l'antico centro di Fiumefreddo. Vedi, sta cambiando l'atmosfera, sì, le luci si stanno accendendo e stiamo passando in un piccolo vicolo, sarà 10 metri, tra due chiese. La chiesa dell'Addolorata, salve, la prima chiesa, il primo presidio urbano del borgo in realtà, dopo la torre normanna del 1050, il primo presidio urbano del borgo è proprio questa chiesa, che oggi è dedicata alla Madonna Addolorata. In realtà il nome di edificazione era Santa Maria alla Torretta. Una delle chiese più antiche presenti sul suolo del Tirreno cosentino. Basta semplicemente osservarla per perderci nella poesia che questo borgo trasmette. Alle mie spalle invece vedete la chiesa di San Francesco da Paola. La chiesa di San Francesco da Paola c'è anche questo stretto legame con il santo
calabrese, San Nicola Saggio da Longobardi, che è stato santificato nel 2014, ha vissuto qui perché Longobardi era territorio di Fiumefreddo, e qui di fianco attiguo a questa chiesa abbiamo l'ex monastero dei Frati Minimi, oggi sede municipale. Nei piani superiori abbiamo il municipio del comune di Fiumefreddo Bruzio. Allora, siamo nel punto, nella location più conosciuta di Fiumefreddo, il Belvedere, la piazza La Torretta. Qui alle mie spalle abbiamo la statua dell'artista Salvatore Fiume, la ragazza sul surf. In realtà è una fontana monumentale. Quando è azionata c'è un motore che con l'acqua si riproduce l'onda e il basamento si riempie d'acqua. Come possiamo notare dalle immagini prese dal nostro repertorio. È un'opera che l'artista ha donato nel 1996 insieme alla Fortuna che si trova sull'altra piazza, la vedremo più tardi, ma insomma è un artista che ha lasciato veramente grande traccia del suo amore per questo borgo. Lui era un siciliano, innamorato comunque della sua terra, raggiungeva la sua Sicilia diversi mesi all'anno, perché poi lui in realtà viveva nel nord Italia. Si innamora di questo borgo negli anni 70, compra una casa e quindi viene a vivere diversi mesi all'anno. E ci lascia le sue opere, come vi dicevo, quindi queste statue bronze. Stavamo parlando sempre di un artista importante, mi diceva di alcune sue opere che sono esposte. Stiamo parlando di perché è meglio uno dei massimi artisti contemporanei italiani. Salvatore Fiume espone già dagli anni 70 4 opere al MoMA di New York, è presente in tutti i musei delle capitali europee, addirittura è presente al Museo di Mosca, quindi stiamo parlando di un artista di grande valore. Dottoressa, ce ne vuole parlare di questo posto dove ci troviamo ora, del Belvedere? Il castello dove eravamo prima. Guarda, lo puoi fare vedere ai nostri amici il castello, e se fai un giro a 360 gradi, sì, insomma, vediamo questa grande apertura di cui si parlava prima, no? Sì. Sul mare, che era il mare, sì, una risorsa, ma soprattutto una minaccia. Sì, principalmente, sì. Avere un controllo così unico sul mare, insomma, faceva di questo posto un posto, insomma, molto molto ambito. Guardate, siamo veramente al crepuscolo, vediamo le luci della costa, riusciamo a scorgere benissimo, insomma, sa lucido Paola, ma se continuiamo arriviamo fino alla fine a Cittadella del Capo. Naturalmente tutto questo, ci tengo a fermarmi un attimo per fare una piccola premessa, rispecchia quella che era l'idea degli insediamenti medievali, cioè vale a dire l'arroccamento, l'arroccarsi delle popolazioni che in un primo momento risiedevano qui sotto, come possiamo ben vedere, per difendersi dalle incursioni dei popoli che arrivavano dal mare, dei popoli che erano qui per razziare. E quindi non vi è posto migliore per ammirare questa sorta di processo. Le persone che risiedevano ai piedi dei monti cercavano protezione sugli stessi per evitare di cadere tra le mani del nemico, che in questo caso proveniva dal mare. Noi abbiamo cercato di riportarvi nel Medioevo, seguendo quell'arco cronologico che la storia ci impone, e quindi successivamente a quanto abbiamo mostrato incontriamo il fenomeno dell'incastellamento. E qui, a Fiumefreddo Bruzio, abbiamo potuto ammirare uno dei castelli più importanti che abbiamo nella provincia di Cosenza, costruito dai Normanni come centro di potere, successivamente rimodellato sotto il controllo delle famiglie aristocratiche per poi essere distrutto da un importantissimo evento che narrerò nella prossima puntata dedicata al centro di Amantea. Io con questo splendido tramonto vi saluto, cari amici telespettatori, ringraziandovi ancora una volta per avermi seguito, e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network.